Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo? Dimmi Lele Marcassa. Sei contento oggi? Contentissimo. Questa salita dove ci sta portando? Ci conduce al centro storico di Mel. Noi siamo nel comune di Borgo Valbelluna, che è recente perché è l'unione di 3 comunità, Mel appunto, Lentiai e Trichiana. Questo è l'antico ingresso al borgo di Mel, dove a un certo punto assisteremo a questo slancio rinascimentale che è davvero unico nella regione del Veneto. Non vedo l'ora. Andiamo! Via! Guardiamo! Ho raggiunto la piazza principale di questo antico borgo che è Mel, che è stato edificato su di un colle che domina tutta la vallata del Piave. La cosa che stupisce di questo luogo è la bellezza dei palazzi. Pensate, sono stati costruiti su quell'antico perimetro disegnato dalle antiche mura, di cui rimane pochissimo. 3 erano gli ingressi principali alla città. Noi abbiamo varcato quello antico, ciò che rimane insomma della porta di accesso a questa piazza che, se guardate bene, sembra per certi versi un antico campo della città di Venezia. E c'è un motivo fondamentale, un motivo storico che collega gli abitanti di questo borgo antico alla città lagunare. Infatti, quando arrivò Venezia, quindi siamo a inizio 400, arrivò pacificamente, in quanto gli abitanti di Mel si donarono alla Serenissima Repubblica di Venezia, e questo fu per loro davvero un momento prezioso, perché lasciarono agli abitanti molte libertà, l'autogoverno che era affidato nelle mani della famiglia Zorzi, che aveva residenza dove oggi c'è il palazzo comunale. I dazi erano più bassi, quindi si sviluppò un potentissimo mercato che portava le mercanzie, ovviamente dalle montagne più belle del mondo, verso la capitale della laguna, cioè la città di Venezia. Molti nobili decisero così di trasferirsi dalla laguna verso la montagna e portarono il loro gusto, la cifra stilistica e artistica veneziana proprio qua. Per cui i palazzi che vediamo intorno a questo grande campo rispecchiano un po' quello stile antico veneziano. Lo si vede dalle bifore e dalle trifore, cioè dalle finestre, lo si vede dai comignoli che sono identici a quelli della dominante, e trionfano attorno a questo campo alcune dimore eccezionali. Per esempio Palazzo Fulcis alle mie spalle, sede dell'antico albergo Cappello.
Il già citato Palazzo Zorzi, sede dell'amministrazione comunale del borgo Valbelluna, poi per esempio la Casa Francescon e tanti palazzi. Mel è molto bella, splende con tutta la sua enorme bellezza. E siamo entrati al Museo Archeologico di Mel con Simone, eccolo qua, l'assessore factotum del borgo Valbelluna, e tu sei proprio originario di questo bellissimo paese, di questo borgo eccezionale. E questo museo è ospitato all'interno del Palazzo delle Contesse, uno di quei tanti palazzi che si affacciano su questo campo veneziano, però circondato dalle Dolomiti. Grazie Simone di essere con noi. Grazie a voi ragazzi e benvenuti a Mel, che è il capoluogo, il municipio di Borgo Valbelluna, questo nuovo comune che è nato un paio d'anni fa, un comune di 14.000 abitanti, molto grande a livello territoriale, ma bellissimo dal punto di vista turistico, paesaggistico e culturale. Sono sicuro che passerete delle giornate molto belle qui. Ne sono convinto anch'io Simone. All'interno di questo spazio ci sono tantissimi reperti perché la comunità di questi luoghi ha cominciato a vivere, a abitare questo colle già nell'VIII secolo a.C. e qua si contiene questa storia. Sì, assolutamente, qui negli anni 50 è stata scoperta una necropoli, qui poco distante da dove ci troviamo, lungo la provinciale, che ha portato alla luce numerosissime tombe del periodo proprio dei Veneti antichi, quindi a partire dal VII secolo a.C., con una ricchezza di corredi veramente notevole, e i corredi sono qui esposti nel nostro piccolo grande museo civico. Ci sono secondo te degli oggetti contenuti qua che meritano davvero la nostra attenzione? Assolutamente sì, sono in particolare fibule. I bottoni non esistevano all'epoca per tenere chiuse le vesti, si utilizzavano questi spilloni decorati. Uno in particolare è il simbolo del nostro museo, ha la decorazione con un felino. Ci sono poi altre tipologie di fibule che sono importantissime dal punto di vista storico, anche queste decorate, perché hanno una grossa diffusione a livello di tutto il nord Italia, e quindi richiamano anche i contatti che questa comunità aveva con tutto il mondo padano e transalpino. E proprio questo è il motivo dello sviluppo soprattutto di Mel, perché lungo il fiume Piave passavano i traffici commerciali che portavano mercanzie dalle Dolomiti alla Serenissima Repubblica di Venezia, alla città di Venezia, la dominante, e quindi c'erano anche molti personaggi un po' particolari, ed è bello ricordare che nella tua famiglia si raccontano delle storie folcloristiche oppure veritiere o legate alla leggenda. Cosa è successo? Sicuramente lo dici, è uno da nave, per cui il nome è parlante, e come tutti i porti c'erano questi personaggi molto folcloristici, molto particolari, e sicuramente poi avevano anche dei traffici, un po' di contrabbando, un po' di chiamiamola pirateria, e sono personaggi che hanno lasciato un segno ancora adesso a secoli di distanza, di ricordi proprio per la loro particolarità, la loro esuberanza e quello che facevano in quel C'è un tuo avo che si dice fosse un pirata. Sì, un mio vecchissimo avo, i racconti della nonna che ha 107 anni. Che salutiamo, ecco, assolutamente. Mi racconta spesso che appunto c'era questo vecchio avo che aveva un orecchino e poi la benda all'occhio, e era proprio un personaggio di quelli. Lo Sparrow delle montagne, lo Sparrow del Piave. Io, se tu mi darai questa possibilità, vorrei tanto visitare gli spazi interni del Palazzo Municipale. Assolutamente, vi ci porto subito. Altra chicca di questo centro, andiamo. Grazie Simone di cuore, grazie.
Ringrazio Simone che mi ha dato l'opportunità di entrare in questo palazzo di stile veneziano davvero bellissimo. Questo è il piano nobile di un edificio in 2 volumi. La cosa interessante è il piano terra, dove insiste questa sorta di sala porticata che si chiama la Loda, che comunica con 2 stanze, la stanza chiara e la camera scura, che furono utilizzate come carceri. In pieno gusto umanistico, l'Orlando Furioso diviene un best seller del tempo e quindi si diffonde questa scrittura tra le corti europee. Arriva anche a Mel. I nobili zorzi, per nobilitare le proprie origini, decidono di far affrescare questo ciclo all'interno di questo spazio bellissimo che racconta l'epico romanzo poetico di Ludovico Ariosto, che compose a Ferrara presso la corte degli Estensi. In particolare 2 episodi si vedono, uno alle mie spalle, si vede il mago Brunello legato ad un albero, si vede l'ippogrifo, c'è un'allegra passeggiata a cavallo di alcune persone e si vede anche il borgo di Atlante. Tutte descrizioni che vengono appunto riportate dalla scrittura dell'Ariosto. All'interno di questa sala poi anche 2 importanti dipinti che sono i ritratti dei conti zorzi che mantennero il potere in questo borgo davvero per secoli. Ho raggiunto l'ultimo piano di Palazzo Zorzi, alla cui sommità esiste la torre dell'orologio. L'orologio anticamente si trovava sul campanile della chiesa principale, che è nella piazza di Mel, poi venne distrutto dopo un incendio e portato qui, nel palazzo comunale. Ancora si vedono gli ingranaggi di questo antico meccanismo, di questo antico orologio del 1500. Invece all'interno di questa stanza si trovano 2 importanti dipinti di Luigi Cima di Villa, che è una frazione del comune di Borgo Valbelluna e racconta un po' le storie del tempo, ad esempio la Finagione e i pascoli lussureggianti, la vita che lì si conduceva nei tempi andati. Rappresentano un po' quel movimento artistico che col colore disegna la natura, che si incarna attraverso queste manate di pittura che diventano splendenti. Abbiamo trovato una giornata piuttosto calda, visto il periodo, e qui siamo sul corso del Piave. C'è Mel che ci guarda da quel colle e ci osserva. E questa idrovia, che è stata utilizzata per millenni per i trasporti, è ciò che ha creato economia nel borgo di Valbelluna e non solo. Come dicevamo, i nobili veneziani hanno visto questo luogo strategico per il commercio soprattutto di legname. Spesso ci è accaduto di raccontare questo traffico fluviale che portava i tronchi da Codissago sino alla laguna veneta. Dovete immaginare la portata del fiume molto più ampia. Questi convogli di zattere, i cui tronchi poi sono sostanzialmente quei pali che hanno sedimentato le fondamenta della grande città di Venezia. E per 1000 anni è durato questo commercio. Era lo spirito
di queste genti, lavorare con il legname, avere confidenza con questo fiume. Mi piace pensare che qui transitava la via romana Claudia Augusta Altinate, che appunto da Altinum, attuale Altino, conduceva verso il nord dell'Europa scollinando al passo del Praderadego. Borgo Valbelluna, storia, paesaggio, risorse e tanta bellezza. L'avione del Piara, viva! Ah, tu! Il Fugallo! Hai visto Lele Marcassa, che sorpresona! I ragazzi, che sono bello! tornati a trovarci! Che bello! Lo Gnuco Alpen Snappa Ben! Sabiom del Piave, ma de quel pi gros, sabiom del Piave, ma de quel pi fin, sabiom del Piave che si fa le case, evviva, sabiom del Piave, ma de quel pi brut, sabiom del Piave, ma de quel pi brut, sabiom del Piave, ma si fa le case, evviva, sabiom del Piave. Sabiom del Piave, ma de quel pi sud, sabiom del Piave che se fa le case, evviva, sabiom del Piave. Bravissimi, bravissimi, hai sentito Lele, che emozioni, che ricordi! Grandi! Io volevo approfittare di questo momento di musica per ricordare che dal 15 aprile in tutto Borgo Valbelluna ci sarà una serie pazzesca di eventi legati all'arte, ma soprattutto eventi legati all'acqua. Si chiama Riflessioni d'acqua. Si parlerà di questo tema importantissimo e scottante che stiamo vivendo in questo momento storico, però tutto sarà unito da grandi personaggi, grandi pensieri e tantissima arte. Ora Lele, caro Lele, lasciamo questo fantastico, questo meraviglioso palco ai ragazzi e ce ne andiamo. Via. Cari ragazzi, tutto Ciao! vostro, Ciao! tutto vostro! Ciao! Ciao! Benvenuti nel comune di Borgo Valbelluna.
Mi piace accogliervi da qui, da questo posto, dal castello di Zumelle, che ha sempre rappresentato il simbolo della nostra comunità e di tutta la Val Belluna. Il comune di Borgo Valbelluna nasce il 30 gennaio del 2019, è un comune recente che nasce dalla fusione dei 3 estinti comuni di Lentiai, Mel e Trichiana. Allora le 3 amministrazioni e la popolazione di questi 3 comuni hanno voluto fare un investimento verso il futuro, verso i giovani, verso questo nostro territorio, per guardare il futuro con ottica di speranza e soprattutto con la capacità e la determinazione di affrontare le sfide del futuro con una nuova dimensione e una nuova realtà amministrativa adeguata a quelle che sono le sfide del futuro. Ecco, ci troviamo a Borgo Valbelluna in questo contesto magnifico, contesto ricco di storia, di arte, contesto ricco di tante testimonianze storico-architettoniche, ma oltre a queste ci sono anche tutta una serie di siti naturalistici molto belli che meritano di essere visitati. Ci troviamo qui in un contesto di oltre 160 chilometri di superficie. Siamo un balcone che guarda alla bellezza delle Dolomiti patrimonio dell'umanità. Da una parte abbiamo il Piave, fiume sacro alla patria, e dall'altra abbiamo le colline tanto care a Buzzati, ma a pochi chilometri sulla cresta delle nostre prealpi possiamo ammirare i panorami che arrivano e che guardano a tutta la pianura padana e che arrivano fino a Venezia nei giorni più belli. Ecco, mi piace sempre considerare questo punto come punto di unione tra la verticalità e la magnificenza delle nostre Dolomiti e l'orizzontalità della nostra pianura veneta, della nostra ricca pianura veneta che guarda fino a Venezia. Non mi resta che invitarvi a venire qui a Borgo Valbelluna ad ammirare e a visitare tutto il nostro bellissimo contesto. Vi aspetto nel nostro territorio. Un luogo magico assolutamente, il castello di Zumelle, che domina la Val Belluna, un presidio antichissimo. Pensate che venne fondato nel 46 a.C. come castrum romano. Perché? Perché si trovava in un punto strategico di comunicazione lungo l'antica via Claudio Augusto Altinati, che, come già abbiamo detto, conduceva le truppe e le milizie dalla laguna di Venezia sino alle Dolomiti e poi in Europa. Ed è importante perché è uno dei castelli meglio conservati non solo della provincia di Belluno, ma di tutta la regione del Veneto. È bello venire qua perché il panorama è straordinario, ma soprattutto si riesce non solo a visitare una parte importante della storia di questa regione, ma si riesce anche a rinfrancare il proprio spirito e il proprio animo guardando questa bellezza che ci ricorda da dove veniamo e lancia un ponte verso dove dobbiamo andare. Canzoni minute, poche decine di secondi che mi servono, mi aiutano a trasferire in musica per condividere con voi le emozioni, gli stati d'animo che nascono in me durante i nostri viaggi, incontrando luoghi e persone. Come in questo caso, una bimba di quasi 8 anni, con le sue parole, ha voluto raccontarmi la sua idea di come è nato il castello, dall'amicizia di molte pietre, tutte diverse. Piccola pietra, eccoti qua. Non sono da sola e con chi sei, sono con tutti gli amici miei. E noi cantiamo, balliamo, saltiamo, amiamo forse no. Poi costruiamo palazzi, case, castelli, castelli, castelli o forse no.
Piacere essere qui con Pierre, che ringrazio dell'accoglienza, e c'è qualcosa di magico ma anche un po' strano su questa tavola, perché stiamo in qualche modo rivisitando l'antica tradizione del Medioevo che si sposa con questa bellezza che è il castello di Zumelle. E quindi, prima di parlare un po' del tuo percorso, abbiamo alcuni elementi su questo tavolo perché tu hai studiato le ricette antiche e le riproduci ancora oggi qui a Zumelle. Sì, esattamente. Noi abbiamo un ristorante dove il nostro forte è riprendere le ricette medievali e riproporle al pubblico e al visitatore. Per esempio, su questa tavola abbiamo alcuni ingredienti. Cosa nasce da questo? Nasce il piatto del cosiddetto limonia o pollo al limone. Si utilizza del pollo, del lardo, della cipolla, delle mandorle, spezie, brodo, vino bianco e si fa una cottura al tegame con una rosolatura prima del pollo e poi appunto una cottura lenta al tegame affinché venga un piatto prelibato per i nostri visitatori. Dietro a tutto questo che vediamo c'è un lungo lavoro che è durato molto tempo, ma nasce soprattutto dal fatto che tu sei un rievocatore del Medioevo, quindi un enorme appassionato che con le mani è riuscito a mettere all'interno di questi spazi ciò che accadeva un tempo. Come nasce questa passione? Nasce da bambino, avevo 12 anni, attraverso i pali delle famosi comuni italiani e soprattutto toscani, e da lì la passione per il Medioevo mi ha travolto. Non ho fatto studi, ho fatto altri studi, però la passione mi ha travolto, ho comprato migliaia di libri che appunto nella mia biblioteca posso consultare e anche il pubblico può consultare e tutto questo poi si è tradotto e realizzato in questo sogno che è il Castello di Zumelle. Io ringrazio Pierre. Questo luogo è visitato ogni anno da migliaia e migliaia di persone e credo che anche un bambino quando entra in questi spazi provi delle sensazioni davvero magiche e misteriose. E uniche. Grazie a Pierre. Grazie a voi. Grazie davvero. Il sidro, tanta roba. Oh, dopo questo tuffo nel Medioevo... No, lei nel Medioevo. Date una calmata. Dove andiamo? Io direi, vado ad imparare un nuovo sport. Io invece una nuova ricetta, questa volta contemporanea, Andiamo? Andiamo. Via. Per me è un piacere enorme essere qua, Francesco. Grazie, ti ringrazio. il piacere è tutto nostro. Non è la prima volta che guadagno questo luogo incantevole. Molti ancora forse non lo conoscono, però devo dire che qua c'è una pacificazione completa. Perché Francesco, voi avete la ristorazione che sta raggiungendo livelli altissimi, ma non solo. Ma noi principalmente nasciamo come un'azienda agricola, quindi ci produciamo prima i nostri prodotti che poi trasformiamo, che è un po' la nostra chiave di forza, no? Per la ristorazione. Poi abbiamo integrato con le camere, adesso abbiamo una spa completamente sostenibile, senza avere il minimo spreco d'acqua in questi anni in cui è importantissimo non sprecarla.
e lavoriamo completamente sulla sostenibilità, sull'utilizzo delle materie prime, come in questo caso il piatto che vi ho portato oggi, che sono questi ravioli tipici di questa pasta fresca bellunese fatta con la polenta avanzata, perché quando la farina costava tanto, un po' di polenta Si della recuperava. farina. Esatto, non si buttava via niente. Il ripieno lo si fa con la carne del brodo e il mascarpone e dopo i profumi del bosco a mantecare con il burro affumicato, l'aglio orsino, la rapa rossa fermentata, poi abbiamo la rosa canina, menta di montagna e via dicendo. Tutto questo qua. Tutto questo in un qua. piccolissimo bottone. Che sembra un po' anche una piccola opera d'arte, l'arte che vi è amica al Bon Tailleur, perché insomma ricordiamo che all'interno di questi locali ci sono tantissimi taglieri, ok? Quanti sono, Francesco? Esposti sono 939, però collezionati siamo vicini ai 960, che manca spazio Pazzesco. tecnico. E sono tutte opere uniche, dipinte. Speriamo di riuscire a mostrarvi qualcosa perché l'occhio è rapito da questa bellezza. Io con Francesco, virtualmente con tutta la tua famiglia, farei un brindisi e non però con un vino. Con cosa brindiamo? No, con il nostro sidro di mele, che è un fermentato fatto a metodo classico, con 18 mesi di sosta sui lieviti. È un vino della nostra tradizione, fatto solo con le mele autoctone bellunesi, dei meleti più antichi. Non ho parole da aggiungere, ma solo sorrisi da regalare a tutti. Evviva Francesco, evviva il Bon Tailleur, evviva tutti voi. Grazie. La mia ricerca degli alberi monumentali o comunque candidati ad esserlo, in ogni caso piante che abbiano qualcosa da raccontarci, continua. Oggi incontro il faggio, anzi i faggi, una faggeta, il fagus. Ci sono 12 specie nel mondo, in Italia ce ne abbiamo una, il Silvatica. Particolari sono i suoi frutti, e sono delle piccole castagne all'interno di questi involucri legnosi che hanno degli aculei morbidi. Se tostate possono essere usate al posto delle mandorle, delle nocciole, anche del caffè. È un albero che tende a creare boschi puri, scoraggiando la crescita di altri vegetali per mantenere un delicato equilibrio. Quel delicato equilibrio che si nota entrando qui. Un'esperienza mistica, magica. Sembra di entrare in una cattedrale gotica, con il pavimento fresco, ombreggiato, dal quale si ergono queste colonne possenti che si uniscono e formano in alto delle finestre. Il faggio è da sempre considerato il tramite tra spirito e materia, tra dei e uomini. E questa cosa la conoscevano molto bene le streghe e gli stregoni, che venivano in questo luogo a celebrare i loro sabba, le loro feste magiche, orgiastiche in onore del diavolo. Questi alberi, questi faggi, testimoniano senza parole, ma con la loro presenza, lo strano destino della natura, che unisce l'uomo e gli dei. E per questo li ascolterò col cuore, abbracciandoli. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Sono contentissimo di essere qui. Questa terra è ricca di enormi prati, di casere, di malghe e di boschi.
Alle mie spalle c'è la Val Morel, tanto cara a Dino Buzzati, dove lì ha composto i miracoli di Val Morel ed è riuscito a mettere insieme la sua grande arte pittorica, quella legata alla narrazione, che si chiama Il segreto del bosco vecchio, e diceva: in certe notti serene, con la luna grande, si fa festa nei boschi. È impossibile stabilire precisamente quando, e non ci sono sintomi appariscenti che ne diano preavviso. Lo si capisce da qualcosa di speciale che in quelle occasioni c'è nell'atmosfera. Molti uomini, la maggioranza anzi, non se ne accorgono mai, altri invece l'avvertono subito. Non c'è niente da insegnare in proposito, è questione di sensibilità. Alcuni la posseggono di natura, altri non l'avranno mai e passeranno impassibili in quelle notti fortunate lungo le foreste tenebrose senza neppur sospettare ciò che accade là dentro. Sono molto felice di visitare questi luoghi, ma in questo momento soprattutto perché sono con Alessandra. Scusami, perché mi hai dato questi bastoncini? Perché voglio insegnarti a fare Nordic Walking. Yuppie! Cos'è? Allora, è una camminata con l'uso del bastone in maniera corretta. Normalmente, se non fai Nordic Walking, la camminata è questa. Tu vedrai tantissima gente che cammina così, Esatto. però i bastoncini li porta a spasso, non li usa per fare Nordic Walking. Invece la camminata corretta, guarda bene come li uso. Guardo bene. Li uso in questa maniera qua. Vedi che ogni passo è una spinta, è uno sport il Nordic Walking, perché tanti lo snobbano, è uno sport per anziani, è una camminata per anziani così. No, è per tutte le età, si può fare dai giovani fino a qualsiasi età, perché si cammina, si lavora sulla soglia aerobica e poi soprattutto con questi bastoncini muoviamo tutto il corpo, dalle cervicali agli addominali, alti, bassi, obliqui, ai glutei, bicipite, tricipite, perché spingiamo, usiamo le braccia, non abbiamo più le mani gonfie o fredde, perché facendo questo lavoro qui le mani lavorano, mettiamo in moto tutta la muscolatura delle gambe. E poi, non per ultimo, anche la nostra testa, perché se camminiamo in dei posti all'aria aperta, dove ci ossigeniamo, la nostra mente riposa e poi nella vita quotidiana di tutti i giorni ci fa venire nuove idee e ci fa andare avanti ancora più bene. Bella questa cosa. Tu hai parlato di posti all'aria aperta, ma qui dove andiamo? Qui siamo all'interno di uno dei percorsi del Nordic Walking Park di Borgo Valbelluna, che è anche uno dei 280 chilometri di percorsi che il nostro comune ha appena tabellato. Sono visitabili su Visit Borgo Valbelluna, sono tutti stati tabellati. Guardateli perché hanno tutti le tabelle bianche e rosse riconoscibili e sono percorsi adatti a tutti. Ci sono i chilometri, il dislivello, la lunghezza, la descrizione. Quindi una persona può venire anche qua in vacanza da noi, stare una settimana e ogni giorno fare un percorso diverso. Quindi ora facciamoci del bene psicofisico Sì? e partiamo lentamente, Sì. giusto? Hai capito bene? Ci Chiudo, provo, spingo, ok, apro ci la provo. mano, alterno mano, braccio, bastone. È solo questione di esercizio, come in tutti gli sport. Vai, esercitiamo. Andiamo. Parti giusto però, gamba sì, sinistra, scusa, sono braccio destro reverse. e il braccio sinistro è dietro. Vai. Ok, andiamo? Vai Ale. Ciao ragazzi, avete dormito bene?
Io benissimo, perché questa volta il caro Lele non ha russato. Ero rilassato. Infatti, Forse perché ho fatto la sauna finlandese. Ah sì? E io invece ho fatto quella col fieno. Tiè. Ma il latinossa non l'avete fatto? No. Non vi siete buttati dentro? C'era il latinossa fuori con l'idromassaggio, anche Prossima volta. Prossima volta. Noi ringraziamo Alessandra dell'accoglienza. Grazie a voi. Siamo stati davvero bene. Decisamente. E continuiamo questa nostra piccola avventura dopo questo relax, questo caffè. Ringraziamo te, tuo papà e anche Raul. Grazie. E viva il rifugio Pranoz. Tante primule qua. Primule, primavera. Come la rondine, no? No, una rondine non non fa le primavera. rondini, Sì. Le primule si chiamano così per quello. E qua c'è l'eremo che ci ha detto Alessandra. Sì, e dentro c'è Giancarlo che ti aspetta. Tu raggiungilo, Sì. così io sto qui, osservo il panorama e rifletto. A dopo. Ciao.
Sono con Francesco, che ringrazio per l'accoglienza, che è il presidente della latteria di Lentiai. Allora, Lentiai fa parte di Borgo Valbelluna ed è un unicum in Italia perché è una delle poche città del formaggio. Per quale motivo? E hanno scelto dei posti particolari per il numero di caseifici che in un piccolo comune riescono a esistere ancora, che sono resistiti a un calo generalizzato del grande numero che c'era negli anni scorsi, e adesso averne ancora 4 in un comune di 15.000 abitanti è una cosa che ci rende diversi da tanti altri e unici per certi aspetti. E siete anche riconosciuti per una stagionatura speciale. Cosa significa? Diciamo che ancora anni fa, per una questione anche di spazio, si era deciso di mandare in stagionature professionali un po' di prodotto per lasciare libera la cantina. Questo prodotto si è rivelato molto ma molto interessante e gradevole per il suo sapore e che si distingue dal nostro perché lo stesso formaggio stagionato da questi professionisti assume un sapore diverso dal nostro. È così richiesto che abbiamo continuato anche quando non c'era la necessità di vuotare la cantina perché le richieste sono tante. Piaceva molto. E pertanto si è continuato a produrlo. Io ricordo in chiusura che il 7 maggio in centro, nella piazza bellissima di Mel, si terrà questa festa del formaggio e quindi laboratori, vendita, insomma un grande momento per condividere un prodotto che in questa vallata si fa davvero straordinario. Grazie Francesco, grazie. Grazie a voi. L'attuale chiesa parrocchiale di Lentiai è monumento nazionale del 1880 e lo si può ben capire per il cassettonato, cioè il soffitto a cassettoni dipinto su legno da Cesare Vecellio, è della seconda metà del Cinquecento, probabilmente realizzato tra il 1577 e il 79 dal grande artista, così come ha messo mano in questa chiesa a numerose altre opere, il Polittico, anche quello più o meno la seconda metà del Cinquecento, Scuola, il maggiore artista che vi ha messo mano è proprio Cesare Vecellio, ma poi la Scuola di Tiziano, tanto che gli esperti riconoscono nell'immagine del vescovo San Tiziano, patrono della diocesi di Ceneda, alla quale il nostro comune tuttora appartiene, riconoscono al grande artista Tiziano Vecellio proprio il suo patrono e quindi anche il nostro patrono, e effettivamente la qualità dell'immagine del santo è superiore a tutte le altre. Poi questa chiesa è direi una pinacoteca, perché ci sono opere di numerosi artisti, da Palma il Giovane, Frigimelica, Liberi, un crocifisso ligneo bellissimo del Terilli e così via. Opere che sono tutte dal 5, 6, alcune settecentesche. Questo è segno di una evoluzione, quindi di un cammino fatto, ecco, che esprime una fede, esprime anche un desiderio di arricchire la Chiesa e la parrocchia di bellezza. A proposito di bellezza, dicevo prima, siamo immersi in questo territorio dalla bellezza e artistica, le chiese, tanto per fare un esempio, ma anche dalla bellezza della natura. Queste tante chiese che
potrebbero sembrare una divisione, ognuno ha la sua, ogni piccola frazione ha la sua, in realtà sono state segno, e continuano a esserlo tuttora, di unità. Attorno alle chiese si crea l'unità e questa lo diventa visibilmente, concretamente, perché è la chiesa di tutti. Infatti c'è un affetto particolare, un legame particolare da parte di tutti i parrocchiani, ma non solo. Attorno al campanile tutti riconoscono il simbolo del paese, ma anche il proprio simbolo di identità, e questo diventa un segno di unione, di unità, di fraternità che oggi non è scontata, ma è indispensabile. Per me è un onore e sono anche un po' emozionato ad essere qui con Alvaro. Pensate, Alvaro è stato uno dei migliori 15 piloti di freestyle al mondo. Al mondo, Alvaro. Parlaci di te. Beh, hai detto bene, grazie, una bella introduzione. Sì, sono stato uno dei più forti piloti di freestyle motocross. Ho girato tutto il mondo, ho partecipato agli eventi più importanti, dai Red Bull X Fighters ai Master of Dirt, alle Coppe del Mondo, Night of the Jump, LDG Action Sport in America. Sono stato Giappone, Sudafrica, Stati Uniti, insomma tutta l'Europa. E poi, diciamo, nel 2009 ho avuto un incidente, cosa che può capitare, però insomma è stata una cosa molto grave, ho rischiato quasi la vita. E da lì poi c'è stato un po' un cambio, da pilota a professionista, quindi freestyle motocross, ho iniziato a fare altro. Ah, ok, so che sei anche molto impegnato nel sociale. Sì, diciamo che una anche di queste attività, o comunque parte del mio impegno, non è solo nello sport, ma è proprio nel sociale, con la mototerapia, dove diciamo o invitiamo durante gli eventi o negli allenamenti come qua ragazzi con disabilità, li facciamo stare non fuori come tutto il pubblico, ma all'interno della nostra area, e una volta che abbiamo finito di saltare li portiamo in moto, con la moto, con i buggy, con tutti i mezzi, il quad, con tutti i mezzi che abbiamo impegnato negli eventi. E questa è un'attività che è ormai da molti anni che la faccio, l'abbiamo anche portata negli ospedali, quindi nelle pediatrie oncologiche soprattutto, dove andiamo a trovare i bambini e gli regaliamo un po' di spensieratezza, di gioco. Diventano protagonisti. Poi noi entriamo così tutti belli colorati, tipo supereroi dentro questi reparti molto ovviamente un po' bruttini per loro, e trasformiamo quell'area o quelle stanze che sono così pesanti, per loro pesanti. Un momento di spensieratezza. E così gli diamo 2 pugni in faccia a questa brutta malattia che bravi. Purtroppo li ha colpiti. Senti, io non sono più un ragazzino, però avrei un desiderio, mi fai provare? Beh, quale miglior posto potresti scegliere? Perfetto. Sei perfetto. È unico al mondo. Ma hai tutto? Non ti preoccupare, ho tutto io. Benissimo. Fregato. Andiamo. Ecco, pronti. Casco l'hai messo, perfetto. Allora ti faccio provare la talare elettrica sul cavalletto, sali che ti do subito le 2 dritte. Che emozione, che emozione! Accendi la batteria, tasto rosso. Attenzione, perfetto. Sport, ci sei. Allora mi raccomando, gambe che fasciano bene la moto, piedi su quasi le punte sulle pedane, gambe che fasciano, postura corretta, addominali e dorsali che tirano, gomiti un po' alto, in linea, avanti. Staccata vengo un po' indietro, in accelerazione curvo avanzo, gas e vengo avanti. Ok? Ci provo? Vai. Vado. Grazie Alvaro.
con Alvaro e tutti i ragazzi del Super Party di Lentiai, accendiamo i motori! Via! Siamo in un bel posto, 800 metri sul livello del mare, questo è un bosco, no? Sì, un bosco di faggi, una faggeta, che abbiamo già incontrato, molte volte. Sì, peculiari di questi luoghi. Pensa Lele che qui c'è anche una rarissima orchidea, da tutto il mondo vengono proprio per fotografarla, sì, e solo qui è endemica. Quindi è tipica, si Tipica, può dire. autoctona. Autoctona. Ah, è nata qua. È nata qua. La cascata del Brognon, questa musica dell'acqua ci fa da colonna sonora per terminare questo nostro viaggio. Bello, tutto è andato molto bene. Sì, e infatti ti propongo il silenzio. Il silenzio, stiamo zitti. Sì, e ascoltate anche voi. Stiamo zitti. Gallo, Dimmi Lele Marcassa! sei contento? Contentissimo! Si chiude questa avventura. Io devo dire che ho l'animo carico di emozioni positive. Anch'io. Perché luoghi come questi non possono che rigenerarti, no? Sì, ti Poi, danno una botta di vita. vedere quest'acqua che scende è straordinario perché è un periodo molto difficile per le risorse idriche. Vedere una cascata in questo momento risolleva l'animo. E fa riflettere. Però chiudiamo con gioia. Ovviamente come ogni santa volta. Il nostro viaggio termina qua. Se vorrete ci vedremo la prossima settimana. Da Ivo Gallo! Ma soprattutto da Lele Marcassa! È davvero tutto. Buona continuazione e ci vediamo presto. A Valbelluna, batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati le 10 ciarlatani, veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore.